referendum del 22 ottobre, non vuole fare previsioni sull'affluenza. Il governatore Luca Zaia: sarebbe un modo per intestare alla politica una decisione che spetta ai cittadini, ha detto il Presidente. Si mobilita il fronte del no e dell'astensionismo contro la consultazione del 22 ottobre, un referendum vuoto perché non ci dicono su cosa stiamo andando a votare, così la senatrice Laura Puppato. Centinaia di persone stamani hanno voluto portare l'ultimo saluto a Nicolò Tassan, il bimbo di 4 anni di Marcon che ha perso la vita travolto dall'armadio, saracinesche dei negozi abbassate in segno di lutto. Aveva investito un anziano in bicicletta e poi era fuggito lasciandolo sull'asfalto. La polizia locale di Treviso ha identificato il pirata, è già noto per aver provocato altri sinistri. Incidente tra centauri nella zona industriale di Mansuè, grave un 18enne, ora si ipotizza che vi siano gare clandestine. Il sindaco preoccupato annuncia tolleranza zero e predispone installazione di telecamere. Un forte boato e poi una densa coltre bianca, paura nel pomeriggio per una frana sul Monte Civetta, sopralluogo del soccorso alpino per verificare la presenza di escursionisti, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Partita sudata, ma alla fine l'Umana Rei era battuto Brindisi, domani campioni d'Italia attesi da un'importante sfida di Champions League. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre con questa ultima settimana in vista del referendum per l'autonomia in programma la prossima domenica 22 ottobre. Non vuole fare previsioni sull'affluenza il governatore Luca Zaia né fissare una sua personale soglia di soddisfazione. Sarebbe un modo, ha spiegato il governatore, per intestare alla politica una decisione che spetta ai cittadini. Se un Veneto su 2 se ne sta a casa il 22 ottobre sarò io il primo a mettere l'autonomia in un cassetto. L'aveva dichiarato il governatore Luca Zaia nelle scorse settimane. Ora il presidente del Veneto torna su queste parole per chiarirne ulteriormente il significato. Quando ho detto 1 su 2 intendevo perché noi abbiamo il quorum. Se 1 su 2 non va, non c'è il quorum. Una scelta, ricorda Zaia, che il Veneto ha fatto prevedendo questo limite minimo nella legge referendaria, diversamente dalla Lombardia che non ha fissato alcun quorum. L'unico limite di affluenza di cui ha senso parlare è quindi quello del 50% più 1. Io non ho mai messo asticelle, per cui penso non sia corretto mettere asticelle, visto e considerato che questo significa poi intestare alla politica referendum. È una partita servita su un piatto d'argento ai Veneti, i Veneti poi sapranno decidere se andare a votare oppure no. Si mobilita anche il fronte del no e dell'astensionismo, è un referendum vuoto perché non ci dicono su cosa stiamo andando a votare, quali richieste di autonomia e in che modo potremo ottenerle. Così la senatrice Laura Puppato che sostiene l'astensionismo. Qui nessuno sa niente, nel senso che il generale genetico quesito è un quesito assurdo perché fa parte tranquillamente di quello che la Costituzione prevede, ma non si dice, per esempio, quali sono le materie, con quali opportunità, perché intenda chiedere, per esempio, che ne so, più autonomia per i beni culturali, per gestire quelli, più autonomia per la scuola. Io vorrei saperlo per riuscire a decidere e con quali vantaggi, con quali possibilità reali per i nostri cittadini. Cioè questo è un referendum vuoto. Sostanzialmente quello di cui si parla è un quesito generico senza sapere nulla di ciò che avverrà. Ebbene, non è neanche questo il modo di fare referendum consultivi. La Svizzera ci insegna che i referendum consultivi hanno un valore quando fanno parlare le persone. Ma se tu mi fai manifesti come quelli che abbiamo visto, in cui dici avremo più giustizia, più veloce, più celere, no, amico mio, stai mentendo, questa è pubblicità ingannevole. Tu la giustizia non ce l'avrai mai, non ce l'ha neppure il Trentino Alto Adige che ha la più forte autonomia in questo paese e non ce l'avrà mai nessuno perché la giustizia per definizione è una competenza statale. Quindi stiamo facendo disinformazione, non informazione. Passiamo ora alla cronaca con i funerali che si sono svolti questa mattina a Marcon di Nicolò Tassan, il bimbo di 4 anni morto dopo essere stato travolto da un armadio, centinaia le persone presenti alle esequie.
Palloncini bianchi, ognuno con un nome scritto su un cartoncino, i nomi degli amici di Nicolò Tassan che l'hanno voluto accompagnare in cielo così. Oggi, nel giorno del suo funerale celebrato nella chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marconna. Almeno 700 le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre officiata da Don Dario Magro insieme ad altri 2 sacerdoti della parrocchia, iniziata alle 10:30 con un minuto di silenzio in tutto il paese per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Romanello, anche lui presente alla funzione. Una cerimonia semplice, avvolta nel dolore di una vita spezzata troppo presto per un incidente domestico, un armadio che ha travolto il piccolo senza lasciargli scampo nel giorno dei festeggiamenti di compleanno della mamma. Il suo essere bambino potrà rivivere in noi per sempre, sono le parole del parroco, che ha evidenziato come Nicolò a 4 anni trasformasse le relazioni in qualsiasi posto entrasse, la scuola, la famiglia, la parrocchia. Nicolò, ha concluso, ci ha dato la capacità di andare oltre noi stessi. La mamma, che è rimasta composta insieme al papà, chiusi nel loro dolore con dignità, dando forza al fratellino di Nicolò, stretti in un abbraccio fino alla partenza della piccola bara bianca trasferita nel cimitero del paese. Bandiere a mezz'asta sugli edifici, la scuola d'infanzia parrocchiale Maria Bambina è rimasta chiusa per l'occasione. È stato identificato il pirata della strada che ieri a mezzogiorno ha travolto un anziano in bicicletta a Treviso. Si tratta di un 77enne già protagonista di altri incidenti. È stato veramente un botto forte e siamo andati subito a vedere, ma sembrava che fosse morto. Un anziano in bicicletta che rientra a casa per il pranzo della domenica, un'auto che sopraggiunge alle spalle, lo travolge. Il conducente che dopo l'urto fugge senza prestare soccorso all'80enne finito nel fossato privo di conoscenza. Teatro dello schianto viale della Repubblica, dove l'anziano, noto dentista trevigiano in pensione, pedalava sulla pista ciclabile all'altezza dell'autolavaggio Pezzella. È durata meno di 24 ore la caccia al pirata della strada, identificato dalla polizia locale di Treviso grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente e alle immagini delle telecamere del Targa System installato dal comune. Sul luogo lo specchietto retrovisore dell'auto, identificata in una Matiz di colore grigio. Grazie a queste testimonianze che ci hanno fornito elementi importantissimi e al nostro sistema di videosorveglianza siamo riusciti a individuare il mezzo, leggere gli estremi della targa, individuare il proprietario e provvedere già al sequestro dell'automezzo. Il pirata della strada, denunciato per omissione di soccorso, è un 77enne trevigiano già noto alle forze dell'ordine per essere stato protagonista di altri incidenti. Sì, è una persona già nota per fatti simili, è un cittadino di Treviso che abita appunto nel nostro territorio. Restano intanto gravi le condizioni dell'80enne investito, ricoverato al Caffoncello, oggi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E ieri nella Marca trevigiana c'è stato un altro incidente, uno scontro tra moto nella zona industriale di Mansuè che ha causato il ferimento di un 18enne ancora in gravi condizioni. Ora si ipotizza che nella zona avvengano delle gare clandestine. Nel frattempo il sindaco, preoccupato, annuncia tolleranza zero e predispone l'installazione di telecamere per monitorare quella zona. È una tolleranza zero. Ho già parlato con i titolari delle ditte che siamo in procinto anche di installare delle videotelecamere. Il sindaco di Mansuè, Leonio Milan, è categorico. D'ora in poi tolleranza zero per chi si sognerà di andare nella zona industriale a correre come in un MotoGP. L'incidente di ieri pomeriggio tra 2 motociclisti in via Conche all'angolo con via del Lavoro in zona industriale ha colto di sorpresa amministrazione e polizia locale. Gravemente ferito uno dei 2 centauri, un 18enne di Chiarano. Anch'io sono venuto a conoscenza ieri tramite una telefonata di un cittadino residente, ha fatto compiuto. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Quel che è certo però è che le 2 moto di grossa cilindrata sono finite una contro l'altra e i 2 motociclisti sono stati sbalzati sull'asfalto. I residenti da tempo vedono girare moto e auto, si radunano nelle strade isolate dell'area industriale. Forse l'incidente è da ricondurre ad una sorta di corsa clandestina organizzata sui social nella zona industriale.
ma pochi vi assistono. Le abitazioni sono piuttosto lontane dalle vie in questione, ma l'andirivieni di moto e auto è continuo. Passa tutte le domeniche ragazzi in moto, 4, 5, 6, 7 ragazzi. Invito i miei cittadini residenti, i quali li ringrazio sempre, se dovessero accadere altri fatti del genere che me lo segnalino. Il ferito è ricoverato in coma al Cafoncello di Treviso. Fortunatamente le condizioni del secondo motociclista coinvolto nello schianto sono meno gravi. Trasportato al pronto soccorso di Oderzo è già stato dimesso. E ulteriori provvedimenti potrebbero arrivare nelle prossime ore per gli organizzatori della corsa, se venisse confermato che si è trattato di una gara clandestina. Adesso ci spostiamo nel Bellunese con la morte di un escursionista, una donna di 43 anni del Pordenonese. Nuova tragedia in montagna. Una caduta di oltre 150 metri a Cimondi Palattina nella zona di Tambre è costata la vita a Susanna Stefani, 43enne pordenonese di Sequal. La donna stava facendo una passeggiata in quota quando è scivolata dalle creste precipitando. La terribile scena è stata vista da un altro escursionista che stava salendo sul versante opposto verso il rifugio Semenza e ha dato l'allarme. Sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che ha individuato sul ghiaione sottostante il corpo di Susanna. Sbarcati medico e tecnico di elisoccorso, purtroppo per la 43enne non c'era più nulla da fare. Susanna Stefani lavorava nello stabilimento Electrolux di Porcia ed era mamma di una bambina di 10 anni. Restiamo in montagna, paura nel pomeriggio sul Monte Civetta per una frana caduta a valle. Prima il boato, poi una fitta coltre bianca, come vedete nelle immagini, causata proprio dalla caduta di una grossa quantità di rocce e massi di fronte al rifugio Tissi. Subito il soccorso alpino di Alleghe ha effettuato un sopralluogo per verificare l'eventuale presenza di escursionisti, ma fortunatamente nessuno si trovava in zona in quel momento e non ci sono feriti. Il crollo è partito sotto la vetta, è crollato un pilastrino e la roccia disgregata si è fermata alla base della parete, questa volta senza interessare il sentiero che comunque è già chiuso con un'ordinanza a firma del sindaco di Alleghe che risale al 2015. Ed ora andiamo a Vicenza per parlare di una zona calda della città, quella di Piazzale Bologna, dove a quanto pare, nonostante le forze dell'ordine e l'esercito, non sembra essere cambiata la situazione di degrado in cui versa tutta l'area. Ho cambiato la mia vita, Cioè? Non esco più da sola, ieri sera sono andata in ristorante con amici solo a patto che mi accompagnino dentro, perché insomma non mi fido più. Se di sera, se c'è mia figlia in giro, insomma, così. Deve avere un po' paura, insomma. Io direi proprio di sì, guardi in giro. Vicenza, Piazzale Bologna, la paura dei residenti. Tutti sanno che qui loro spacciano e arrivano le macchine, perché li vediamo tranquillamente che arrivano, questi mettono la manina fuori dal finestrino della macchina, questi si alzano, danno la roba, quindi non credo che gli diano lo zuccherino. Spaccio, accattoni, tossicodipendenti che dormono davanti ai portoni, via vai di gente sospetta o che comunque non si sa bene cosa faccia. Benvenuti a Piazzale Bologna, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, da quelle dei pullman e da Campomarzo. Un tempo pregiata zona residenziale, oggi parcheggio dove anche pagare può essere un problema. Il pagamento è difficoltoso sempre, bisogna tirare fuori i soldi 50 metri prima, contati. Perché altrimenti c'è sempre qualcuno che chiede l'elemosina. Sì, e poi c'è uno lì e altri nascosti fra i cespugli. Insomma, poco o nulla sembra essere cambiato nonostante l'arrivo dell'esercito e la presenza delle forze dell'ordine, dicono i cittadini. È inutile girare in 20 pattuglie durante il giorno e alla sera sparire tutti, perché di sera che vengono fuori loro, e di giorno cosa vuoi? Sì, chiedono i documenti eccetera, ma è di notte che c'è lo spaccio continuo. Vedo spesso sia vigili urbani che polizia, che carabinieri che fanno il loro giretto per di qua, ma sai, è come catturare l'acqua con le mani. Una battaglia che va avanti da tempo, come da tempo i residenti chiedono interventi che loro per primi hanno cercato di mettere in atto, anche se non con l'effetto sperato. Abbiamo messo tutte le luci qua sotto al bar, illuminato a giorno, per 3 giorni, 4 giorni si sono spostati di 10 metri, adesso sono ritornati, anche se è illuminato a giorno, si fermano davanti a niente.
E anche a Treviso c'è una zona calda, è quella di via Orioli, dove ieri si è registrata un'altra rissa tra cittadini stranieri, ferito a bottigliate un 21enne afghano, e domani in prefettura si terrà proprio un vertice sulla sicurezza. Ancora una violenta rissa tra stranieri ed ancora l'area compresa tra via Orioli, via Roma e piazza Giustiniano Recanati al centro delle polemiche. L'ennesimo episodio ha avuto come protagonisti due gruppi di afghani e pakistani che si sono affrontati per motivi forse legati allo spaccio. Un litigio che in breve è degenerato, pugni, calci ed infine lancio di bottiglie sotto gli occhi attoniti dei molti visitatori che rientravano dopo aver trascorso il pomeriggio della domenica in centro. All'arrivo degli agenti della polizia locale, subito intervenuti sul posto, i due gruppi di stranieri si sono dileguati lasciando a terra un giovane di 21 anni afghano residente a Maserada, ferito seriamente al volto da una bottigliata. Scene che si ripetono con allarmante frequenza, dicono residenti e commercianti. Una quindicina di giorni fa un residente che aveva redarguito alcuni stranieri ha rimediato una testata. A fine settembre i rimbrotti avevano prodotto un lancio di bottiglie verso le finestre dei cittadini che si erano affacciati per vedere che cosa stesse accadendo. Noi residenti ci siamo affacciati tutti al balcone, almeno chi era a casa. Abbiamo cominciato a intimarli di smettere, di andare via, che eravamo stanchi, esasperati, e loro hanno cominciato a insultarci, e poi a uno dei ragazzi che vive qui hanno tirato anche una bottiglietta di vetro. Adesso sta di casino davanti. Una situazione nota da tempo, tanto che l'area è costantemente pattugliata dalla polizia locale e dai lagunari, eppure evidentemente non è sufficiente. Il comune da tempo ha chiesto alla prefettura un comitato ordine e sicurezza per fronteggiare la situazione, poiché, dicono da Casugana, serve un maggior coordinamento tra le forze dell'ordine. Gli agenti sono pochi e stanno facendo il massimo per controllare anche l'area del cimitero di San Lazzaro, altra zona calda della città. Il vertice è stato convocato per domani pomeriggio. Furto nella notte nel reparto di endoscopia digestiva dell'ospedale di San Bonifacio nel Veronese, dove sono stati rubati numerosi strumenti. Dagli armadi dove erano custoditi, i ladri hanno portato via una quindicina tra gastroscopi e colonoscopi e una colonna per il loro funzionamento. Nonostante i problemi creati dal furto, in una nota l'US9 Scaligera ha fatto sapere che è stata mantenuta senza alcuna problematicità l'attività di urgenza del reparto. L'entità del danno non è stata ancora quantificata, ma sarebbe superiore ad alcune decine di migliaia di euro. Sul furto indagano i carabinieri di San Bonifacio. Continuiamo a parlare di ospedale, per quello di Padova, questa volta però proprio il nuovo nosocomio sarà il tema caldo del Consiglio Comunale. In programma questa sera le opposizioni presenteranno una mozione di richiesta di un Consiglio Comunale straordinario con tutti i soggetti coinvolti. Alla vigilia di un consiglio comunale che sul tema del nuovo ospedale si preannuncia dai toni infuocati, a tenere banco sono gli incontri che sul tema hanno avuto il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente della regione Luca Zaia. Giordani aveva parlato di incontri segreti col governatore del Veneto, smentito a stretto giro da Zaia, che aveva spiegato come si trattasse di due incontri formali durati appena pochi minuti. Forse io ho detto segreti, ho sbagliato. Il primo era relativamente a costruire un piano in cui fosse evidente che ci stava l'ospedale, e il secondo è per consegnarli in anticipo non il progetto, il piano evaluamento. In quell'occasione Zaia ha ribadito la propria posizione. Il Presidente, come a tutti, dà udienza, e in quella situazione, in quel contesto, so anche che gli ha risposto che i tecnici hanno già dato ovviamente un indirizzo, che è quello di fare un nuovo ospedale in una nuova area, e la linea è questa, mi pare, anche da parte dell'università. Dopo il raid delle opposizioni alla presentazione del progetto caldeggiato dall'amministrazione comunale, Giordani aveva dimostrato disponibilità a mettere in testa al Consiglio Comunale la mozione dell'opposizione sull'ospedale. I capigruppo definiscono loro l'iter. Io ho promesso, proprio per dare tranquillità, che avrei parlato all'ospedale, non ho nessun problema, ma l'ordine del giorno non cambia, non spetta a me, spetta ai capigruppo. Però volentieri io illustrerò qualsiasi cosa inerente all'ospedale. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Di nuovo in diretta per parlare del caso Ca della Robinia, l'ondata di indignazione che lo ha investito non scompone l'ex assessore regionale Remo Sernagiotto, che poi usa toni forti per parlare della presidente della cooperativa sotto inchiesta. Io vado a testa alta, continuo a fare la mia vita, le mie attività e non smetterò fino alla fine. Da una settimana è di dominio pubblico che anche il suo nome compaia nella lista degli indagati per il caso di Ca della Robinia, la società che ha avuto i contributi per quasi 3,5 milioni di euro dalla regione per trasformare in struttura per disabili l'ex discoteca Disco Palace di Nervesa, ci ha ricavato una birreria. Truffa e corruzioni, reati contestati a vario titolo ai 9 sotto inchiesta, in un ambito particolarmente delicato, quello del sociale. Da qui l'ondata di indignazione che ha investito l'europarlamentare di Forza Italia, che respinge categoricamente l'accusa di aver avuto un ruolo nella mala gestione di quei fondi. Questa è una bugia grande come una casa. La mia direzione ha aperto un bando che ho portato 2 volte in consiglio, cioè che ha fatto tutto l'iter e poi qualcuno ha vinto e chi ha distorto i soldi non sono io. È quella persona che ha presentato un progetto, che ha preso i soldi e poi ha fatto un'altra cosa. Sernagiotto ribadisce di avere la coscienza a posto e di essere pronto al processo. E semmai la presidente di Ca della Robinia, Bruna Milanese, aggiunge a dover rispondere della fine di quei soldi. Io aspetto il giudizio serenamente del primo grado e spero di essere assolto direttamente in primo grado perché non ho fatto nulla, ma poi c'è un secondo grado, ci sono i miei diritti come tutti i cittadini, io faccio politica, ho avuto migliaia di telefonate, di messaggini di solidarietà, tutti quelli che mi conoscono dicono cose impossibili, non è che se una è matta e fa delle cose strane ci deve rimettere chi ha fatto il bando. Siamo allo sport, basket, alla fine l'Umana Reyer dopo una partita sofferta riesce a battere Brindisi e domani si appresta ad affrontare un'altra importante sfida in Champion. 74-77, una partita decisamente sudata quella di sabato contro Brindisi per i campioni d'Italia, che però si è conclusa con la vittoria orogranata. Credo che noi abbiamo pagato soprattutto nell'impatto iniziale le fatiche di questa settimana, perché comunque era la prima settimana con il triplo impegno, perché in 7 giorni veramente molto toste e quindi abbiamo avuto un impatto molto negativo, molto morbido, concedendo al di là dei meriti, ripeto, di Brindisi, anche cose molto semplici e molto comode per le caratteristiche e il talento dei giocatori di Brindisi. Infatti non a caso abbiamo chiuso l'intervallo con 46 punti subiti. Decisamente migliori i quarti successivi con una tripla di Bramos che ha permesso a Venezia di espugnare Brindisi dopo una partita altalenante. Poi la difesa ha cominciato a recuperare, mano a mano gli orogranata hanno tolto sicurezza ai pugliesi fino alla fine. Ma non c'è tempo di gioire perché la squadra deve essere pronta ad affrontare un nuovo avversario di Champions League. Una vittoria che ci portiamo via perché sappiamo che abbiamo pochissimo tempo per recuperare, ci aspetta un'altra partita importante e difficile contro Atene martedì e cercheremo di recuperare energie perché come si è visto stasera soprattutto a livello di reattività sia fisica che mentale eravamo veramente indietro su tante situazioni. Appuntamento martedì alle 20:30 al Palasport Tagliercio. Ed è tutto per questa edizione del Veneto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione e tempo asciutto, sia pure con presenza di nebbie mattutine e di qualche nube sparsa. Nel dettaglio sul Veneto addensamenti sui rilievi ma contesto generale di ampio soleggiamento. Da segnalare nebbie diffuse sulle aree pianeggianti, specie nelle ore mattutine. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 20 e i 23 gradi, valori minimi sui 9-12 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Continua a prevalere anche qui il bel tempo asciutto e soleggiato, da evidenziare un po' di nubi qua e là e locali nebbie mattutine sulle pianure del Pordenonese. Le temperature massime saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi, minime attese sui 10-13 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige.
Diffusa e parziale nuvolosità su gran parte della regione, ma in un contesto di tempo asciutto e soleggiato. Meno nubi sui settori alpini. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 e i 29 gradi, minime tra i 9 e i 10 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e settentrionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.